Ben ritrovati al Notes di Antenna 3. Vediamo insieme gli appuntamenti in scaletta per oggi. La Proloco di Sernaglia della Battaglia vi aspetta numerosi alla Festa della Zucca che si svolgerà il 26 e il 27 ottobre. Avrete così la possibilità di degustare i famosi cappellacci, ma anche tante altre specialità naturalmente a base di zucca. E poi ancora zucca fritta, crespelle, zucca in saor, dolci vari e molto altro. La festa è gemellata con la Sagra della Zucca di San Carlo in provincia di Ferrara. Per saperne di più sulla manifestazione www.prolocosernaglia.it. Al Museo Nazionale Atestino di Este la mostra Veleni e magiche pozioni, grandi storie di cure e delitti. L'intento è di proporre al pubblico un percorso multidisciplinare articolato fra archeologia, scienza e curiosità alla scoperta del mondo delle pozioni che dall'antichità ad oggi hanno accompagnato l'uomo nel suo percorso. Rimedi che possono guarire o talvolta, nelle mani sbagliate, portare ad un esito letale. Proseguo segnalandovi il nuovo libro di Renato Vettorato, Donne serenissime, volti e storie del terzo millennio. Presentazione ufficiale venerdì 25 ottobre al BHR Hotel a Quinto di Treviso. L'istrionico Gastro Paparazzo questa volta rende omaggio alle grandi donne del nord-est, ciascuna delle quali portatrice di una storia di successo in uno specifico settore professionale. Ne esce una galleria di 100 profili immortalati da uno scatto dietro al quale c'è una diversa storia di vita. Nel 1938 Carlson inventò la fotocopiatrice. Una matrice caricata elettrostaticamente che al posto del normale inchiostro utilizza una polvere nera, solo più tardi denominata toner, per imprimere su un foglio di carta i caratteri neri di un documento originale precedentemente impressi su di essa. Funzionava così il dispositivo messo a punto da questo fisico americano. Un tempo era grande il rispetto per una testa ricoperta di capelli bianchi. Ovidio. Canale d'Agordo è uno splendido paesino delle Dolomiti, patrimonio naturale dell'umanità UNESCO, situato in Val Biois. Oltre alla grande valenza naturalistica e paesaggistica, questo luogo è famoso anche per aver dato i natali al Cardinal Albino Luciani, che venne eletto al soglio pontificio con il nome di Papa Giovanni Paolo I, poi definito dai media il Papa del Sorriso. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.